Ciao amici e benvenuti, questo è niente meno che il 100° episodio della nostra partita con l'Italia. Eh, Riprendiamo dopo una lunghissima pausa, ma come vedete il nostro impero rifulge ancora nel suo splendore, dall'Alaska fino al Giappone. Il Giappone che probabilmente sarà appunto il nostro terreno di scontro per questo episodio, in quanto il nostro Shogun che da tempo attende questa importante missione è pronto con la sua legione nipponica e con la flotta d'Oriente ad invadere l'arcipelago. Intanto in America abbiamo fondato la provincia di Nuova Umbria, che appunto fa parte del nostro programma di riassetto territoriale. Abbiamo ancora qualche provincia, tra l'altro, che vorremmo conquistare molto volentieri, che conquisteremmo molto volentieri, se avessimo dei diplomatici. Tra l'altro, io avevo mandato questo diplomatico in Olanda per fabbricare pretese, ma direi di richiamarlo subito perché ci servirà per altre missioni più urgenti. Come vedete abbiamo purtroppo continuamente questi stati coloniali francesi e portoghesi che però, scusate, la Svezia ha occupato due province. Questo è davvero incredibile. La Svezia, che è in guerra con la Francia e chissà come sta vincendo la Francia, ma la Svezia è riuscita ad approdare in America. Comunque, insomma, questo episodio vogliamo davvero che sia un episodio degno del suo nome, del 100° episodio, insomma, e perciò lo faremo anche durare a tempo indeterminato, sarà magari più lungo dei soliti episodi. Inoltre dovremo compiere diverse missioni perché se da un lato invaderemo il Giappone, certamente stiamo anche fabbricando l'ultima pretesa, come anche le pretese su Killua, ma sono meno urgenti. E su cosa stiamo fabbricando? Mogadishu. Non mi ricordo nemmeno la missione che abbiamo, che prendere una provincia spagnola non sarà forse la più facile da completare. Ma abbiamo anche altri importanti obiettivi per questo episodio, come quello di reclamare il trono dell'Ansa, che è una successione disputata e fa parte della nostra dinastia, quindi perché perdere questa occasione? Inoltre vorremmo, appunto, visto che lo Stato papale ci è amichevole, ci piacerebbe se avessimo, ecco, un teologo, Raniero Sforza, abbiamo i soldi per pagarlo, allora ci piacerebbe prendere questa decisione, la revoca della restrizione dei poteri papali, e quindi in questo modo potremmo riacquisire reputazione diplomatica che ci purtroppo è negata a causa di questa antica decisione. E inoltre, dov'è che è questa maledetta decisione? Abbiamo troppe decisioni, ecco, sta diventando la nostra legislazione simile a quella italiana, moderna, troppe leggi, non si capisce più niente. Allora, e come vedete, ecco, anche l'influenza sul Papa e sulla Curia è diminuita da questa decisione, quindi a noi conviene, cosa stavo facendo? Conviene appunto revocarla e guadagneremo anche maggiore potenza missionari, tra l'altro, perdendo solo un po' di prestigio, ma ne abbiamo già talmente tanto che non ci importa nulla di ciò. Invece ho deciso per il momento di non scatenare una crociata contro Kilwa e Mogadiscio come volevo inizialmente, cioè come stavo ponderando di poter fare nello scorso episodio, perché evidentemente io credevo che in questo tipo di guerre potesse verificarsi il mantenimento di Killua a capo non della coalizione, ma come leader della guerra e quindi interlocutore per il negoziato di pace, ma evidentemente ciò che era successo alcuni episodi, cioè
se non ricordo male, una decina di episodi fa, in cui lo stato di Abenaki, che non ricordo più dov'è, Abenaki, più o meno... Eravamo in guerra con uno stato che si trovava all'incirca, ecco, in questa zona, Abenaki, era rimasto a capo della guerra, nonostante fossero intervenuti il Portogallo e la Savoia, ma era stato un caso perché chissà, non so per quale ragione il gioco considerava comunque Abenaki una potenza alla pari con il Portogallo e la Savoia, un po' erroneamente, e quindi era rimasto a capo della guerra, ma invece nel caso in cui attaccassimo Mogadiscio, ad esempio, di sicuro il war leader diventerebbe una delle nazioni potenti europee che interverrebbero, perché ho controllato e questo tipo di guerra consente il cambiamento del war leader. Invece le uniche guerre che non lo consentono sono le guerre contro gli eretici, le guerre per cambiare la forma di governo e le leggi e le guerre, scusate, per eh, imporre, insomma, reclamare il trono, ecco. Quindi nel nostro caso non possiamo fare ciò. Potremmo ad esempio non cambiare il war leader se attaccassimo una nazione protestante come l'Inghilterra, ma probabilmente quello è l'unico caso che ci riguarda. E non ci sarebbe molto utile perché è già un war leader abbastanza potente. Comunque volevo anche dirvi che è mia intenzione il prima possibile allearmi con i Maya per poi chiamarli in guerra quando non vogliono entrare e avere un casus belli contro loro e annetterli. E infine cosa c'è? C'era anche da dire, ecco, che noi abbiamo ereditato delle navi, ecco questo, che ero un po' distratto quando abbiamo preso l'Algeria nello scorso episodio e avevamo ereditato anche la flotta algerina insieme al suo esercito e quindi volevo approfittarne per rinnovare un po' la flotta. Come vedete siamo davvero oltre il limite per la flotta e pensavo di sfruttare queste caravelle. Allora, qui stiamo producendo navi, un galeazzo, e annulliamo la produzione. Però oltre a questo dovrebbero esserci altre navi. Qui non stiamo producendo niente, quindi allora il nostro inno. Qui ad esempio abbiamo ancora delle barche, che sarebbero i brigantini, e pensavo Aquila d'Oro. Tutte queste barche sono datate, quindi potremmo disfarcene. Magari pensavo ne scegliamo una da tenere nel porto di Venezia come, come dire, come reperto archeologico. Quale potrebbe essere la barca che fa per noi? Redentore del mondo. Mi sembra un po' spagnolo come nome. Aquila d'Oro. Bah, vediamo se ce ne sono altre. No, questa è una flotta di altro tipo. La stavamo solo spostando. Ecco, qui come vedete ci sono altre caravelle. Allora, io direi di riunire quindi tutte ste navi. E abbiamo anche qui altre navi che pattugliano a Siviglia. Ma in realtà questa si chiama Light Ship, non gli hanno dato un nome. Come anche qui abbiamo delle barche. Dobbiamo appunto limitare un po' i costi di queste barche. Principessa piccola. Dominazione. Beh, sono tutte appunto... Anche le caravelle sono datate, ma questi brigantini sono davvero ultra datati. Magari potremmo tenere anche... Teniamo comunque due brigantini un po' come reperti archeologici. Potremmo tenere questa principessa piccola. Cosa ne dite?
in esposizione a Cuba, che ne dite? Oppure a Nuova Venezia, perché non hanno... Beh, ma... Nuova Venezia, dai. O a Cuba, ma teniamola a Cuba. Allora, queste le rimandiamo a pattugliare. Allora, siamo Caraibi, Caraibi, Caraibi. Eccoli qua. E invece qui potremmo tenere ma come dire, la nave nessuna mi ricorda particolarmente Venezia, però Redentore al mondo, dai, teniamo questa. E queste direi appunto di sfarcene. Saranno le ultime due barche che ci rimarranno di questo tipo, e quindi diciamo che con questa ecco, in questo modo stiamo un po' riorganizzando la flotta mercantile. Speriamo di aver risparmiato un po' di costi gestione, già 5 ducati che erano spesi inutilmente. E qui com'è che siamo? Stiamo aspettando. Allora, abbiamo intanto integrato la Libia, e l'Inghilterra, Genova e Savoia ci consentono di nuovo di commerciare. Che ottima idea che hanno avuto. Ehm, ok. Hmm. Allora, abbiamo ancora una relazione extra purtroppo, quindi dovremmo anche cercare di sbarazzarcene, ma non potremo. Dovremmo forse cercare di aumentare il limite perché, come sapete, se morisse l'imperatore Podebrad, chi lo sa che... No, anzi, lo sappiamo che con ogni probabilità l'impero passerebbe alle nostre mani. L'imperatore sta facendo una guerra, tra l'altro, che ho notato... È una di quelle guerre in cui non cambia il world leader, tra l'altro, perché è una guerra per revocare l'elettorato alla Sassonia. Io non me ne ero accorto, ho riguardato oggi il 99esimo episodio e ho notato che aveva dichiarato questa guerra, però la Sassonia vota l'Austria. Non è che mi importi moltissimo, a dire il vero, se riuscissero a revocarlo. Stanno vincendo. Niente di grave comunque. Anche la Russia ci consente il commercio. Queste sono le navi da commercio solamente. Ok. Ma sì, no, vabbè. Amazzone guerriero. Adesso volevo vedere se c'era magari... No, non abbiamo numeri tondi. Queste io le distruggerei anche queste. E qui magari distruggiamone una molto araba. Se c'è... Simpatici i nomi. Ah, c'è anche la Concordia, non è ancora affondata. Allora... ma tipo Yasson non ci interessa. Affondiamola pure. E teniamoci 40 navi per Genova. Allora, abbiamo finalmente il diplomatico. Io stiamo andando qua. Propendevo per dichiarare l'ultima crociata contro Tripoli. Infatti sarà l'ultima crociata perché dal 1650 non c'è più modo di fare crociate. È l'ultima data possibile per fare crociate e noi la facciamo contro Tripoli. In realtà potremmo farla un po' contro chi vogliamo, ma... no, Tripoli direi che è l'obiettivo migliore. I mamelucchi non sono ancora... cioè non siamo ancora pronti per attaccarli. Credo. Non hanno grandi alleanze in realtà,
Però noi non abbiamo le pretese necessarie, esattamente. Quindi la faremo contro Tripoli. Povera Tripoli. Allora io direi di... No, dobbiamo farlo da qui. Ok, di aprire questa schermata. Ecco. Chiamiamo una crociata contro Tripoli. E Tripoli che, dato che non bastava avergli sottratto nello scorso episodio, nello scorso, insomma, recentemente gli ottomani, adesso vogliamo persino distruggerli completamente. E quindi non avranno vita lunga se noi vogliamo distruggerli. Qui cosa ci fa? Una barca. Ah no, certo, è la nostra. La chiameremo nave d'esposizione. Come anche questa. Allora, ecco, è approdata a Venezia. Anche la Spagna ha la successione disputata, ma se ricordo bene, non si era ben capito, ma questo Diego ha 3 anni, vabbè, non possiamo farci molto. Non credo morirà proprio adesso, però. Allora, pure commerciamo in pesce e i Cree sono occidentalizzati, ma se non sbaglio i Cree non esistono neppure. Infatti è uno strano evento. I Cree li avevamo già annessi. Se ricordo bene. Ah, è vero che esiste ancora uno stato coloniale spagnolo. Va bene, allora andiamo avanti un po' più rapidamente. Produciamo pesce a Kenai. Va bene. Intanto Genova ha lasciato la coalizione contro noi. Questo ci fa piacere. Questo significherà solo una cosa. Che ci sarà più facile conquistarli. Allora, tra l'altro potremmo quasi anche farlo. Commonwealth. Allora, è facilissimo battere, più che altro che alleati hanno. Svezia, Austria, Genova. Chi prenderebbe in mano la guerra è la domanda. Abbiamo sovraestensione? Sì, parecchia. Allora, la prenderebbe con ogni probabilità. Ah, dobbiamo fabbricare pretese sui grigioni. Allora, io direi come prima cosa dichiariamo guerra a Tripoli. 25 dobbiamo aspettare. Potremmo persino fare un matrimonio reale. Allora, dobbiamo aspettare qualche giorno per dichiarare la guerra. Qui direi di aspettare perché poi ci vorrà un sacco di tempo per tornare. Beh, aspettiamo questi pochi giorni. Magari approfittiamone per migliorare leggermente le relazioni con i Savoia che ci odiano. E richiamiamole direttamente. Eccoci qua. Adesso attacchiamo pure i ribelli sunniti. Eccoci qua. E guerra a Tripoli. Qui non so perché avevo parcheggiato la flotta, ma direi che è più utile qua. E allora possiamo fare la guerra. Abbiamo già una legione qua. E direi che è meglio Guerra Santa, visto che è una crociata. Intanto tutti i nostri sudditi hanno aderito. Ahie, c'è stata anche una rivolta, dov'è? Gli ottomani compresi. Allora, non ho visto dove è stata la rivolta.
Allora, siamo stati attaccati nella Barbary Coast. Ah, sì, ma questo non importa. C'è stata una ribellione, ho visto, ma non si capisce. Bungie? Ah, siamo stati attaccati, ma forse qua. No, Bungie. Ok. No, questo non è un problema. Come non era un problema questo. Crociata, eccoci qua. Non abbiamo più queste pretese sugli ottomani che non ci servono. Ecco, sono passati finalmente gli ottomani. Non riuscivo a capire perché non si muovessero contro i loro ribelli. Non lo reputavano necessario. Ah, qui siamo in leggero ritardo. Ok, qui abbiamo attaccato i ribelli con evidente successo. Ah no, possiamo... Si può anche passare di qua. Tornato il nostro diplomatico. E a questo punto... Chi è l'attaccante qui? Attaccante, accidenti. Bavaria. La Bavaria ci odia, sì. Anzi, in coalizione contro noi, se non sbaglio. Allora, io direi di creare questa... Ah, non si può creare la pretesa sui grigioni, eh? Perché la Svizzera... Beh, quindi potremmo cercare di migliorare le relazioni con qualcuno, magari. Tipo, appunto, la Savoia. Cosa che stavano già facendo. Se no potremmo anche passare direttamente alla dichiarazione di guerra sul Giappone. Perché no? Magari assegniamo Galeazzo Maria Petrucci per questa importante missione. Ok, qui non hanno speranza, evidentemente. Allora, e noi dichiariamo guerra al Giappone. Se non altro conquisteremo ste 3 province. Sì. Magari anche qualcosa di più. Perché non possiamo? Ah, non è ancora passato un mese dalla dichiarazione della scorsa guerra, quindi... Ah, potremmo allora provare a reclamare il trono. Fare il matrimonio reale e reclamare il trono. In effetti è forse prioritario. Ok. Vittoria completa. Andiamo all'attacco. Abbiamo fabbricato anche una nuova pretesa. Magari questo lo useremo per dichiarare guerra al Giappone. Siamo primi in tutti gli ambiti. Al 100° episodio ci voleva essere primi in tutti gli ambiti. È la prima volta che mi vedo primo in tutti gli ambiti. Può essere. Ecco, abbiamo anche attaccato l'esercito nemico con eccellente successo. Dividiamo in due la flotta veneziana per bloccare anche il porto di Tripoli. Allora, abbiamo il diplomatico libero, quindi senza scrupoli reclameremo, ecco, a Natale proprio, il trono ai nostri alleati dell'ANSA. Mi dispiace ragazzi, ma il nostro sogno è conquistarvi. Naturalmente hanno rotto l'alleanza, ma chiedono un rimpiazzo in Nuova Umbria. Possiamo anche mandare un burocrate. Allora, naturalmente entro un mese ci sarà la guerra contro l'Ansa. Tra l'altro non mi ricordo chi sono gli alleati, Pomerania e Sassonia. Ah, la Sassonia. È interessante perché se scendesse in campo la Sassonia, cosa che io spero ma non credo che succederà, ahimè, vabbè.
No, avrei potuto... Beh, magari scenderà in campo, se è così pazza. Avrei restituito comunque queste due province al Brandeburgo, vediamo se sarà possibile. Mm, abbiamo un sacco di cose da fare. Guadagniamo tanto, tra l'altro. Allora, abbiamo la possibilità evidentemente di prenderci un altro cardinale. Io prenderei questo della Spagna. Allora, 55 ci siamo. Questo dovremmo farne ancora uno e questo. Ok, siamo a posto. Eccoci qua. Abbiamo reclamato il trono su un altro soggetto dell'impero, quindi sono un po' dispiaciuti per questo. Vabbè, dispiacetevi quanto volete. Allora, qui come sta andando? Beh, forse possiamo anche accontentarci la metà di queste truppe e magari mandare solo i cannoni perché non è forse necessaria tutta questa dirigenza. Comunque ANSA, dichiarazioni di guerra, sta per arrivare. Ci amate ancora? Naturalmente, avendo un matrimonio reale, perderemo, certo, uno di stabilità e non possiamo scioglierlo. E per forza così, quindi, quando si reclama il trono, si deve perdere un'instabilità. Sì. La Boemia forse li difenderà, ma sono in guerra con la Boemia, tra l'altro. Sì, quindi non li difenderà affatto. Questa è la cosa fantastica. Mm, va bene. Turingia. Tutta questa gente. Vabbè, la Turingia... Perdiamo questa stabilità, dai. Attacchiamo. Chi ci vuole aiutare? La Francia no. Vabbè. Naturalmente abbiamo perso la stabilità come previsto. Ma avevamo 3, non è un gran problema. La Turingia è entrata in guerra. Adesso saremo molto curiosi di vedere cosa farà la Pomerania. È entrata in guerra e temo che invece la Sassonia ha disonorato l'alleanza. Vabbè, era un po' prevedibile. Allora, quindi dobbiamo... Ci serve qui Petrucci. Allora, ci serve qui, come ci arriviamo però? Non siamo ancora imperatori, quindi dovremmo inventarci qualche via un po' diversa. Magari potremmo... Ah, bene, assimilazione a boina. Davvero? Ok, perfetto. Potremmo allora mandare questa armata già direttamente all'attacco. Non so, in effetti la marina potrebbe essere potente, di questa dell'ANSA. Meglio non commettere imprudenze totali, infatti è potente. E allora ci conviene rimanercene tranquilli. Allora, non abbiamo problemi qua. Io direi di... Questa è la flotta di Ragusa. Io direi di usare questa per occupare. E questa invece usarla per le operazioni di guerra contro l'ANSA. Non abbiamo, mi pare, il leader. Ah, invece l'abbiamo, certo che l'abbiamo. Tra l'altro potremmo usarlo per esplorare. Lo useremo prima per affondare la flotta, ma in realtà non abbiamo troppa voglia di affondarla. Però se fosse necessario lo faremo.
Questo chi è? Ah, e questi sono gli esploratori. Ok, abbiamo visto tornare il nostro uomo. Allora, possiamo dichiarare guerra o non è passato il mese? Va bene, abbiamo capito che non possiamo non far passare il mese. Uno lo mandiamo qua, l'altro purtroppo non possiamo fabbricare pretese sui grigioni, ma solo su Waldstätte. Vabbè. La guerra contro la Liguria potrebbe essere una genialata, soprattutto visto che il Commonwealth non ha chissà quali alleanze. Sì. Se l'Austria non aiutasse in questo momento di evidente difficoltà, volevo vedere anche se i Maya accetterebbero l'alleanza. No? Ok. No, vabbè, no, al momento non possiamo fare niente con i Maya. L'Austria forse non aiuterebbe. La Svizzera non prenderebbe certo capo. Non diventerebbe il capo della guerra. Il Commonwealth non è evoluto tecnologicamente. Potrebbe portare, ahimè, la Svezia, che ci vuole tra l'altro tanto bene, ma non potrebbe portare nessun altro. Però è potente. Beh, forse possiamo aspettare ancora un po' per questa guerra e invece puntare sul miglioramento delle relazioni con la Svizzera. Allora, vediamo quanti uomini hanno questi dell'ANSA. Le navi abbiamo visto ce le hanno, gli uomini non sappiamo ancora. Hanno solo 6.000 uomini. Vabbè, sarà facilissimo batterli, dunque, a patto di passare. Ah, possiamo passare in realtà fino a qua. Ci dovrebbe, ecco, stavo dimenticando l'alleanza con lo Stato e la Chiesa. Allora. Sarebbe una relazione, un'ulteriore relazione extra, però. Allora, cosa si può fare? Non accettano l'alleanza perché siamo in guerra. Vedi che sono sempre molto attento a quello che devo fare. Accidentaccio. Allora, qui c'è la flotta dell'ANSA che si sta divertendo un mondo. Allora, ma noi ci fermiamo un attimo a Gibilterra, no? A Tangeri. Piazziamo il nostro Ottaviano Cardè e li farà neri quelli dell'ANSA. Intanto la Libia si è ribellata di nuovo. Vabbè, scontenti loro. Perché mi dà un leader se il leader non c'è? Non si sa. Allora, abbiamo un 5, un 2 perché abbiamo solo 5, no 4 di artiglieria, va bene. Quindi non possiamo passare dallo Stato papale, almeno teoricamente, ma noi ci passeremo comunque, giusto? Qual è il modo più rapido? Beh, no, possiamo passare anche davvero con la flotta. Dovremmo, penso, davvero vincere, perché in tecnologia, vabbè, anche loro non sono messi male, ma
massimo perderemo qualche nave. Abbiamo dei galeazzi qui, se non ricordo male, galeoni. La nave più moderna in questo ambito sono galeoni da guerra. Ok, quindi anche se perdessimo potremmo semmai rinnovare l'esercito. Ok, abbiamo fabbricato le pretese. Possiamo dichiarare guerra al Giappone, io direi. A fine mese richiamiamo il diplomatico alla Savoia. Purtroppo, ecco, non abbiamo. In effetti ci conviene fare magari più conquiste perché, come vedete, per fare una semplice pretesa qui sono richiesti dei tempi esasperati. Quindi magari faremo delle conquiste superiori alle nostre reali pretese. Vedremo un po' cosa ci costerà, però penso ce lo potremo permettere. Non è la nostra una grande armata? Certo che lo è. La nostra grande armata è talmente grande che sta marciando di vittoria in vittoria. L'esperienza da queste vittorie influisce positivamente come si dice, sul reclutamento e sull'addestramento di nuovi soldati. Abbiamo dei costi ridotti. Bene. Andiamo un po' più a nord con questi. Allora, abbiamo giustamente fatto fuggire. Attenzione, vogliono anche loro un rimpiazzo. Nuova Tuscia, noi gli diamo ancora un militare. Carlo Emanuele Gonzaga, guardate che fantastico è Carlo Emanuele. Ah no, scusa, perché Gonzaga? Non è un nostro parente, è Castagna. Uno dei nostri consiglieri, Carlo Emanuele Castagna, ha rivoluzionato l'arte dell'assedio e delle fortificazioni difensive. Lui ha combattuto in tutte le guerre del nostro re Cosimo I e ha insomma svolto diversi tour intorno alle frontiere e ridisegnando e migliorando numerose fortificazioni. Naturalmente i suoi sforzi saranno ammirati in tutta la nazione. Abbiamo recuperato la stabilità perduta e inoltre abbiamo degli sconti sulla tecnologia militare così importante. Gold standard. Allora, quant'è che dura questa? Ecco, perché mi ero distratto un attimo. Solo 5 anni. Avremo il tempo. Speriamo. Lo potremmo anche calcolare. 8 per 10, 80, sarebbe 96 all'anno. Dobbiamo arrivare a 400. Sì, ce la facciamo. Ecco, risparmiamo quindi un po' per la tecnologia militare. Ci serviva davvero questo risparmio. Allora, io direi quindi di tornare ai nostri porti. Qui abbiamo persino scoperto la Columbia. Che ci sono i nativi, va bene. Allora, io direi di unire le due flotte in questo momento. Abbiamo possibilità di trasportare ben 40.000 uomini con questa flotta e direi che potranno bastare. A questo punto useremo l'armata veneta per invadere. Allora, quanto ci si impiega? 24 giugno? Vabbè, accettabile. Ok, quindi le nostre... Lo sbarchiamo a... Dai, ad Amburgo.
che investiamo un po' in questi cardinali. La Pomerania è in guerra con noi, giustamente, ma non ha assolutamente possibilità. Abbiamo anche integrato Ndongo. A questo punto aspettiamo solo di dichiarare guerra al Giappone. Allora, direi che possiamo dividere la nostra armata in segmenti molto piccoli, vista la favorevole situazione. Allora, bene, ecco la flotta dove si è rifugiata. E potremmo quindi lasciare anche solo qualche nave qua. Queste flight, che non ho in effetti controllato la traduzione italiana di questo tipo di flotta. Comunque non dovrebbero esserci problemi. Allora, fra 5 giorni potremo anche dichiarare guerra al Giappone. Allora, abbiamo delle flotte perdute. 5 navi, eccole qua. Ok, adesso è tutto chiaro, non è vero? Ah no, è tutto chiaro, ok. Qui possiamo anche dividere. Diplomatico ritorno. Hannover possiamo... Ok. E stiamo assediando tutto? Pare di sì. Allora, è tornato il diplomatico e dichiariamo la nostra terza guerra, quella contro il Giappone. Possiamo fare una guerra santa e direi che è quello che faremo. Sono alleati di Dai Viet e Nepal. Ah, non so, prima erano alleati col Tibet, se ben ricordo. Va bene. Ecco, tutte le nostre guerre insieme. Hausa, Dai Viet e Nepal. Vediamo un po' dove sono questi nostri carissimi Dai Viet e Nepal. Il Nepal è gigante. Ah, cavoli. E dai... Quindi queste... Beh, potrebbero essere interessanti in realtà queste... Dai Viet. Qui c'è anche Tsu che esiste, ahimè. Quindi... Ming. Esiste anche Ming. Qui potremmo liberare Langsan, forse. In Nepal potremmo fare anche qualche conquista. Le guerre con queste nazioni potrebbero in effetti consentirci anche un accesso ai porti asiatici. Galleoni da guerra anche qua. Vabbè, però naturalmente prima dovremo... Insomma, battere questa flotta per poi occuparci eventualmente qual è il Nepal e di uno sbarco. La tecnologia è molto bassa, quindi non dovrebbe essere difficile in caso fare qualche conquista. Allora, vediamo un po' cosa producono questi ragazzuoli. Beni, ecco questo. Beh, abbiamo le spezie, ma Nepal non ci sono spezie. No, in effetti in Nepal non abbiamo grandi interessi commerciali, potremmo puntare sul cotone. Già. E invece dai Viet magari potremmo avvicinarci al commercio del tè, che è una nostra
prerogativa, insomma. Allora, vediamo un po', perché se non sbaglio c'è anche un modificatore che non abbiamo ancora, ahimè, che è questo. Dovremmo avere una provincia in questi stretti del Gange, Johor, Lower Sindh, Sindh e l'Indo, credo. Quindi Gange, Indo, Johor e Comorin, Capo Comorino. Vabbè, allora vediamo un po' se riusciamo a capire. Indo, Ceylon, Bengal, ok. Non ci capiamo niente perché si chiamano con nomi diversi rispetto a quelli che abbiamo letto. Capo Comorin. Allora, Ceylon, Bengal. Non ci capisco già. Allora, forse indicavano. Allora, vediamo. Questo è il Gange. Scusate, no, è qua. Allora, devo avere un nodo. Allora, sono probabilmente il centro del nodo queste province. Allora, esattamente. No. Com'è? È un po' poco chiaro. Allora, delta del. Eh sì, è questo. Quindi immagino che lo troveremo a sto punto. Uno è il delta del Gange, uno è Capo Comorin, l'altro è, ecco, il Lower Sindh, e infine rimarrebbe stretti di Johor, che non so, potrebbe essere, non è questo. Allora, vediamo se li troviamo in via un po' più semplice. No. Johor non ho la più pallida idea di dove possa essere. Vediamo se ci manda. Ah, qui. Ah, qui? Qui abbiamo in realtà parecchio potere, però non è attivo. Se non sbaglio, scusate, noi saremmo già dentro questo nodo, e quindi perché non possiamo fare questo? Se non sbaglio avevo provato a mandare un mercante, ma forse siamo oltre il limite. C'è un limite al range commerciale, qualcosa del genere, perché me ne ero già preoccupato. Vediamo un attimo, che ci sono troppe cose. Siviglia, Genova, Caraibi. In realtà sono tutte wow. Controlliamo pochi nodi, sembrerebbe. La metà praticamente dei nodi mondiali sono in mano nostra, forse anche di più. Però, allora, ecco, trade range 300. Questi, come vedete, questi nodi sono fuori dal nostro range. Samarcanda, Human, White Sea, Basra, Indus, Ceylon. Però in realtà questo non è fuori dal nostro range. È davvero interessante tutto questo. Tra l'altro non sarebbe terrificante. Potremmo provare a cercare di capire che cosa succede se mandiamo qua un mercante. Di nuovo perderemo un sacco di soldi in questo modo, però ne abbiamo anche un sacco da perdere. Vabbè. Perché ho tolto? Facevo bene a togliere quello da Genova in realtà, Ho fatto una stupidaggine, perché quello di Genova, essendo la nostra capitale. Ah, non c'è quello di Genova. Ok, e quindi dove sono i 4, scusate?
Ragusa? Allora è a Ragusa che lo abbiamo. Forse quindi era meglio trasferire quello di Ragusa. Vabbè, dopo questa piccola pausa strategica. Allora, il Nepal aveva una flotta, per quanto piccola. Potrebbe anche essere il caso di capire se può essere un problema. Volevo anche capire se dai Viet produce tè, che mi stavo dimenticando. Produce tè in una provincia. Potremmo prendere queste province. Sì, sì, questa è una buonissima idea. Queste due province sono di nostro... Ah, questa è un po' troppo ricca forse, è la capitale. Allora prenderemmo queste due province, tra l'altro isolando così la capitale. E accedendo ancora di più al mercato del tè. Allora, vediamo un po'. Qui possiamo... Abbiamo qualcuno che può portarci avanti le operazioni di guerra, per favore? Tu, ad esempio, non servi più qua. Dov'è che sei? Filippo Galilei. Vai pure in Giappone, molto rapidamente. Vola in Giappone. Ecco, in meno di un giorno sei arrivato, grazie. E sbarca pure 22 settembre. Beh, uguale. Ok, vediamo adesso. Ecco la flotta giapponese. Dovrebbe rappresentare una vera minaccia perché comunque il livello tecnologico è molto inferiore. Il livello... non ricordo quanti uomini abbiano, ma... hanno 35.000 uomini, quindi un'armata abbastanza corposa, forse più della nostra armata. Ecco, abbiamo reclutato l'ultimo uomo. Allora. Intanto la Russia è entrata in alleanza con l'ANSA, ma credo un po' tardi. Kyoto, le dichiarazioni di guerra. Allora, oh, finalmente abbiamo finito l'assedio. Allora, sbarchiamo anche con questi. Intanto Coast of Transkei è minacciata ai pirati. Non so dove sia questa costa. Transkei. In effetti potremmo usare la nostra flotta per pattugliare. Ok, qui l'assedio, gli assedi procedono velocemente. Intanto l'Austria ha dovuto cedere una provincia alla Bavaria e che questo non ci importa, ma soprattutto una alla Francia, line out. Vabbè, poteva anche andare peggio, dai. Prendiamola così. Allora, possiamo fabbricare nuove pretese? Noi siamo dei gran fabbricatori di pretese, come sapete. E le fabbrichiamo su Kilwa. Allora, vediamo un po'. Dovremmo forse andare a caccia di esercito. Verranno loro incontro a noi invece, magari. Allora, dovremmo andare a caccia, credo proprio, del loro esercito, in modo da fare un assedio bello a tappeto. Allora, andiamo pure avanti.
Intanto Svezia e Sassonia sono alleati, Tripoli è caduta. Beh, a questo punto... Possiamo riunificare tutto questo. Abbiamo 20.000 uomini qua e facciamo in modo che diventino 30.000. Qui abbiamo un ulteriore attacco. Possiamo riunire il mercantile di Ragusa. Ok. Ragusa. Vai. Questi li mandiamo a Tunisi. Bene, tassiamo volentieri lo zucchero. Questa no, si è unita nel modo sbagliato. Questa era la... forse la Legio quinta. Libica. In realtà... credo sia così. Libica. Ok, abbiamo anche convertito Oran e convertiamo a sto punto anche Tlemcen. Allora. Come... Aie, siamo stati attaccati alle spalle, potevamo aspettarcelo, però da una piccola armata tutto sommato. Siamo un po'... Io direi che possiamo anche permetterci questo, di lasciare qualcuno in retroguardia. Allora, un'altra colonia completata, fantastico. Qui dovremmo fare anche un'altra colonia, magari. Tra quanto verranno costruite queste? Tra poco. Va bene, poi andrò qui a colonizzare. In Giappone abbiamo perso, c'è stata... ma arriviamo prima, per un giorno addirittura. Vabbè, in Libia invece abbiamo vinto. Quindi c'è stato questo attacco a sorpresa ai giapponesi che ci ha fatto perdere 2000 uomini. Però non dovrebbe aver pregiudicato, adesso hanno perso l'intera armata. Purtroppo siamo stati colti leggermente di sorpresa. Allora. Vorrà dire che fabbricheremo ancora più armate. Addirittura c'è un'altra assimilazione a Boina, ancora meglio. Potawatomi, questi qui. Intanto questi sono finiti persino a Lamu. Beh, non è stata una buona idea per loro, certamente. Questi fuggono. Vediamo se riusciamo a raggiungerli. Credo di no. Tanto l'Inghilterra ha dichiarato guerra a Ceylon.
Accidenti a Ceylon. Ma arriveranno a Ceylon? Io mi chiedo sempre queste cose. Intanto i russi fanno un'altra colonia. Varie notizie preoccupanti si sovrappongono, ma tutto sommato sono problemi minori. Allora, vediamo un po'. Volevo fare ancora qualche raffineria, magari. Dov'è che le abbiamo queste raffinerie? Eccole qua. Abruzzo e Lucania possono essere le sedi. E anche Cuneo. Vai. L'amo. Ci volevi... No, questi sono scappati, ahimè. Dei Viet sono impazziti, va bene. Potrei allora vedere quali sono le flotte comunque di queste nazioni, perché potrebbero essere non del tutto insignificanti. Dai, la flotta giapponese era non è era, è la quarta al mondo. Galee. Il mare chiuso al Giappone non deve essere il luogo di lotta con queste galee. E invece, dai, forse è meglio ordinare in ordine alfabetico. Com'è che si chiamano i nostri nemici? Uno è dei Viet. Hanno solo 6 navi. E l'altro è... non mi ricordo neanche più come si chiama. Il Nepal. Nepal hanno 18 navi. Insomma, non sono flotte preoccupanti. Forse stanno... Ah, infatti allora abbiamo avuto il beneficio di cui speravamo appunto di avere. Seviglia, Venezia, Genova, Malacca. Però abbiamo un peggioramento vistoso a Venezia in questo modo. Dove viene portato tutto questo? Genova? Ci servirebbe insomma un altro... mercante. Gli ottomani sembrano ancora armate nemiche, ma in realtà sono i nostri alleati. Allora, ma a noi fino a che punto conviene star qui con la flotta? Perché non vogliamo nemmeno affondarla, saranno nostri sudditi. In effetti. Ok, noi stiamo poco attenti, ahimè. Ecco, qui arriva un esercito giapponese molto numeroso, però ecco, adesso credo che abbiamo smesso di farci sconfiggere. I giapponesi sapevamo che potevano essere più pericolosi del previsto, però come vedete in uno scontro a numeri pari non c'è stata speranza per il loro esercito. E adesso li inseguiremo. Questo credo sia l'unico esercito restante. E i giapponesi li inseguiremo fino a Kyoto, dove crediamo che vogliano rifugiarsi. Allora, abbiamo un diplomatico nel frattempo che possiamo usare per fabbricare pretese sulla Russia. La Russia ci ha davvero stufati. Però è molto diplomatica questa regina. Vediamo se possiamo risolvere pacificamente qualche questione. Mino. Vediamo se riusciamo ad attaccarli. Sì. Quindi non riusciranno più neanche. Allora, ma questi vanno in un'altra regione. Potremmo anche usare le marce forzate per raggiungerli più rapidamente. Ecco qui la loro flotta.
Magari potremmo tentare di bloccarla. Allora, qui abbiamo 5 colonie, ma presto ne avremo 4. Va bene. Già, il prossimo mese, probabilmente. Vediamo se riusciamo a dargli il colpo definitivo. Hmm. Sembra che siamo partiti bene. Proseguiamo un po' peggio. Però abbiamo vinto, ok. Adesso possiamo dedicarci agli assedi a tappeto. Allora. Ok, abbiamo migliorato, finito di migliorare le relazioni con lo Stato e la Chiesa. Ok, abbiamo vinto. Pensavo a un altro attacco a sorpresa, ma questa volta non hanno avuto questa accuratezza. Allora, ok, la Savoia ha lasciato la coalizione militare contro di noi. E questo era l'obiettivo che ci eravamo prefissi. Ehm, Adesso attacchiamo anche la loro capitale. C'è un'altra flotta. Allora, direi che in effetti la costa migliore da assediare in questo momento non è quella che stiamo effettivamente assediando. Hanno dovuto, intanto, vabbè, rinunciare a un piccolo staterello, immagino. Vianagar da Ceylon, quindi Ceylon ha vinto una guerra. Com'è possibile? Katia, com'è che è questo stato? Questo! Beh, interessante. Uno stato interessante a conquistare. Potremmo andare ad attaccare la... Boh. Le genti di Ceylon. Magari ecco, con questa armata potremmo recarci... Dato che qui non serve il leader. Magari aspettiamo la fine del mese. Ok, non c'è stato successo. Lo potremmo usare per questa armata e andare a combattere i Dai Viet. Kiskei. O Ciskei. Sempre qua, insomma. Vabbè, non ci importa molto i pirati, a dire il vero. Ci penseranno forse i francesi. Allora, chi è in questa maledetta coalizione contro noi ancora? L'Olanda, ad esempio. Perché l'Olanda dovrebbe essere in una coalizione contro noi? Dovevamo fabbricare delle pretese, ma forse prima miglioreremo le relazioni. Boina, ecco, è diventata nostra colonia.
E abbiamo la possibilità di passare d'età, costruire anche un monumento. D'età, cosa sto dicendo? Di passare di tecnologia. E dove fare invece la colonia? Questa è una domanda più difficile. Potremmo iniziare ad occuparci di queste province. Che produciamo tè e spezie. Ma mandiamo magari una colonia qua. Qui abbiamo le navi dei Dai Viet. Dobbiamo anche far questo. Intanto abbiamo una reggenza in Spagna. Dovremmo migliorare un po' le relazioni. Bene, una reggenza in Spagna ci fa piacere. Livonia, Nordion e Commonwealth sono entrati in guerra. Ok. Qui si stanno un po' rinfoltendo le fila, purtroppo. Direi magari di potenziare ancora un pochino l'esercito. Aleut, anche questa è una buona notizia. Intanto c'è una guerra civile in Inghilterra. Come se non bastasse, insomma. La situazione in cui versavano. Royalist. Vabbè. Non ci riguarda in fondo. Siamo nel 600. Beh, logico. Evento storico. La crociata dura ancora. Vabbè, allora noi stiamo vedendo che però queste... A Kyoto ha necessita di qualche uomo in più. Allora, vediamo un po' se riusciamo a scacciare anche questi... C'è questa armata che è partita. Già. Ok, il diplomatico è di ritorno intanto. Finito il matrimonio reale col Württemberg. Vabbè. Lo rifacciamo subito. Allora. Produrremo pellicce intanto nella nostra colonia. Allora io direi di capire ancora chi c'è. La Svizzera non stiamo migliorando le relazioni con la Svizzera. Miglioriamo con la Svizzera. L'ordine livoniano vuole passare intanto. Cavoli, in guerra contro tutti i nostri nemici, il povero ordine livoniano. Gli daremo l'accesso.
Però la Russia invece è sua alleata. Ahie. Vabbè, non ci importa molto tutto sommato di tutto ciò, anche perché non si capisce a che territori dovrebbero accedere. Allora, ahie. Wow, sono già 12.000 questi qua. Eh, ok, fantastico. Qui non abbiamo ancora avuto progressi nell'assedio e questi hanno già reclutato altri 12.000 uomini. Allora io direi che qua ci conviene arrivare un po' più veloci se non vogliamo finire come al solito. Allora qui il 3 ottobre dovremmo arrivare, il 21, il 22. Allora vediamo un po' di disabilitare il tutto. Va bene. 3 ottobre. Ok, questa volta siamo riusciti a difenderci, anche se comunque con qualche difficoltà, devo dire. Kenai, Aleut, vabbè. Solite rivolte. Ok, abbiamo vinto fortunatamente e siamo anche un po' stanchi di queste iniziative giapponesi. Non sappiamo dove siano diretti. Riga, vabbè, non ci importa Riga. Non so se prima o poi, ma potremmo aspettare, magari potremmo avere un bonus maggiore. Sì. Vediamo se riusciamo a sbarazzarci magari questa flotta. La flotta sì, ma purtroppo dell'esercito no. Ah no, sono dei Viet questi. Ah, intanto, scusate, non è ancora giunta la nostra, no. Ci servirà più appoggio per questa invasione del Giappone. Ok, qui abbiamo vinto. Fantastico. Allora, torniamo all'assalto. Fabbricato pretese sul Malindi. Tunisia ci fa delle offerte che noi non possiamo accettare, per quanto gradevoli. Allora, teniamolo. Oh, finalmente c'è qualche altra risa. Di nuovo l'Amu. Purtroppo questa volta non sarà tanto facile difenderci. Io direi che qui ci conviene ritirarci. Se non vogliamo davvero attaccare la flotta. Manteniamo anche questo. Intanto la Siria ha dovuto fare una pace terrificante, soprattutto da quello che capiamo. Allora, Niad ha dovuto cedere una provincia. La Siria ha dovuto cedere una provincia, che è Nigev. Scusate. All'Oman. Ecco. Cavoli, Sinai e Negev probabilmente sono le province di cui si sta parlando.
Naide è diventato vassallo, ma Naide è anche scomparso, quindi... Beh, non è successo niente che in realtà. Però eh, ah, ecco, c'è stato anche Jabal? No. Negev e basta. Ma questa provincia è stata chiaramente ceduta. Quindi c'è qualcosa che non viene riportato, ma una provincia è stata ceduta. C'è forse qualche errore nella visualizzazione. Nuova Padania, facciamo un burocrate anche qui. Allora, come sta andando qua? Allora, non abbiamo voglia di nuovi problemi qua. Quindi io direi... di attaccarli, ecco. Purtroppo riescono... hanno delle buone capacità di assedio. Allora, qui siamo arrivati, intanto, e sbarchiamo. Finalmente anche in Deviet. Allora... stiamo facendo un super episodio, devo proprio dire. Il Mecklenburg e la Pomerania, sostanzialmente, c'è una ribellione. L'Amu, cavoli, stiamo costruendo i core e abbiamo il problema. Allora, abbiamo ancora una tregua con voi? Sì. C'è proprio un errore. Persistente, tra l'altro. Potremmo tra poco prendere anche un altro cardinale. Ci servono delle navi qua. Ho il diritto di passaggio che questi non ci daranno mai. Ok. Abbiamo perso le pretese al trono, ma è troppo tardi per l'Ansa. Ok, ci sono stati due eventi riguardanti proprio le successioni al trono. Uno, probabilmente l'Ansa ha avuto un erede, ma troppo tardi. Federico Gonzaga, però la seconda è una notizia di quelle che possono anche passare inosservate. Cioè, nel senso che il nuovo imperatore eletto nel Sacro Romano Impero è Cosimo I d'Italia. Gli elettori lo hanno eletto come nuovo imperatore. Il nuovo legittimo sovrano del Sacro Romano Impero ha promesso di proteggere i diritti degli stati come imperatore. Ecco, questo è l'evento che s'addiceva a questo 100° episodio. Naturalmente era tutto programmato già dal primo episodio, da quando con la nostra piccola Venezia partivamo alla volta all'Oriente. Al 100° episodio stiamo invadendo il Giappone e da una piccola repubblica siamo diventati un vero e proprio impero. Come vedete, perché King? Ma maledizione, non si è ancora aggiornata, immagino, perché siamo imperatori. O forse ce lo dice solo qua. Abbiamo 0 di autorità imperiale, però ormai la Boemia non esiste più come imperatore. Fantastico. Ecco, questo è il buon modo di chiudere il 100° episodio, devo proprio dire. Magari potremmo portare ancora un po' avanti la nostra battaglia qui, ma
portiamo ancora leggermente avanti la nostra battaglia, ma tutto sommato possiamo stare anche abbastanza tranquilli. Non riusciamo però a battere questi maledetti, eh. Allora, qui abbiamo 3000 uomini. Allora, magari dividiamoli a metà, questi galee, e vediamo se riusciamo a combinare qualcosa di buono. In realtà c'è un bel pericolo qua. Ecco, comunque, cioè, approdiamo anche perché vorremmo affidare l'ammiraglio a questa flotta. Intanto abbiamo, ecco. Vediamo se ci dice anche qui che siamo imperatori. No, qui non ce lo dice. Ce lo dice solo nella pagina dell'impero. Adesso commerciamo tra l'altro in sale, tanto per avere ulteriori benefici. Abbiamo guadagnato anche diversi casus belli. Un uomo di stato. Diversi... E naturalmente abbiamo... tutti i vantaggi dell'impero. Quindi abbiamo un casus belli contro Svezia e Francia che a quanto pare detengono territori illegali. Noi non siamo nell'impero, ma possiamo entrarci facilmente. Allora, Svezia e Francia, come vedete, la Francia soprattutto, ma anche la Svezia, detengono illegalmente territori dell'impero. Possiamo cercare di revocare l'elettorato dei membri. Potremmo anche tentare, forse, o non è più tempo, non so se si poteva solo fino al 1650, ma di convertire la nostra... Dovremmo avere delle azioni imperiali. Eccole qua. Le nuove azioni imperiali. E purtroppo non possiamo più rafforzare l'unità religiosa dell'impero. Potevamo solo fino a poco tempo fa. Già. E vabbè, questo non è gravissimo, forse. Sarebbe stata una buona idea, anche perché avrebbe rafforzato la coesione interna, ma... Che ci possiamo fare? E abbiamo... Intanto... Buone possibilità qua. Allora, e abbiamo anche altri vantaggi, naturalmente, come imperatori abbiamo più offensive e spionaggio, più consiglieri, infatti ci sono arrivati questo Hermes Carafa, che potrebbe essere utile. Soprattutto... Ma lo Stato e la Chiesa non vorrebbe ancora, vero? Ah, abbiamo più di 100, wow! Ok, quindi potremmo chiudere l'episodio, perché no? Reclutando questo teologo, magari no, abbiamo solo questo, ci costerà un pochino, ma dovrebbe essersi abilitata a sto punto. Scherzavo. Non si è abilitata, perché no? E revoke, eccolo. No, ma scusate, eh. Ah no, non era questo che importava, era quest'altra. Dovremmo trovare un modo per migliorare l'opinione che siamo noi che dobbiamo avere almeno 100 di relazioni. Vabbè, speriamo sia possibile. Investire in una nuova tecnologia. Vabbè, questo abbiamo già detto. Possiamo anche, ecco, avere un ulteriore leader. Abbiamo quasi anche 100 di tradizione militare, quindi un ulteriore leader ci farebbe bene, ma forse non è la cosa prioritaria adesso. Allora, intanto qui dovremmo, ecco, non dimentichiamoci perché qui siamo sbarcati, andiamo magari qua.
qui non vorrei affondare, grazie. Meglio tornare a un porto sicuro. C'è tornato un diplomatico, Giuseppe Bassano. Intanto anche potremmo attaccare la Savoia. Ungheria, Commonwealth. L'Ungheria, tra l'altro, la detestiamo, quindi... Ungheria, Commonwealth, Salisburgo, Spagna e Olanda. Io direi di creare pretese sull'Olanda in questo momento. Potrebbe essere una buona idea. No, forse prima cerchiamo di migliorare ancora un po' le relazioni, tipo, che so, con la Spagna. Va bene, dai. Direi chiudiamo qui l'episodio, ormai è durato parecchio. Qui questi giapponesi continuano a reclutare delle armate kamikaze che vogliono distruggere il nostro preponderante esercito. Comunque abbiamo il massimo della manodopera quasi. Abbiamo anche più manodopera come imperatori, naturalmente. Più 2 di relazioni diplomatiche, quindi non siamo più sopra il limite, abbiamo talmente tante relazioni diplomatiche che scoppiamo di relazioni diplomatiche. Ben 8 possiamo averne. E offensiva, abbiamo detto, questo li abbiamo già letti. Potremmo... Il nostro compito adesso sarà quello di passare le riforme all'impero. Guardate che benefici potremmo avere. Wow! Costo di creazione di core meno 10%. Beh, a quel punto saremmo proprio irrefrenabili. Più tasse. Potremmo fermarci anche solo qui, queste 3 sarebbero sufficienti per avere degli ottimi risultati. E... naturalmente dovremmo trovare il modo migliore per... il modo migliore per guadagnare autorità imperiale. Siamo a 0 al momento. Potremo naturalmente farlo all'inizio del prossimo episodio, annettendo le nostre province all'impero, quelle che fanno parte del nostro territorio e che non sono parte dell'impero per il momento. Come vedete abbiamo anche più manodopera, limiti di forze maggiorati e più prestigio, quindi potremmo anche costruire nuove armate. Come vedete possiamo fare altri 20.000 uomini. Prestigio non ci serviva, come neanche la manodopera, in realtà ormai siamo davvero tantissimi. È ottimo. Ma possiamo chiudere qui l'episodio. Sono sicuro che questo episodio vi sarà piaciuto e che sia stato degno del suo insomma, essere il 100° episodio della nostra partita e l'essere anche l'episodio che la riprende dopo una lunga attesa. Intanto Genova sta sbarcando in maniera molto coraggiosa, addirittura nei territori del nord, per la sua guerra contro il Commonwealth. Beh, in effetti sta sbarcando in territorio alleato. Comunque noi possiamo a sto punto probabilmente conquistarla con facilità, la nostra Genova. Non ci preoccupano certo il Commonwealth né l'Austria né la Svizzera. Fa parte dell'impero Genova, quindi se riuscissimo a unificare l'impero non ci sarebbe neanche bisogno di conquistarla. Vorrei anche vedere se siamo riusciti ad ottenere quello che speravo. Ah, prima di tutto il commercio, come siamo messi? No, non siamo messi benissimo. Malacca non è proprio ricca come speravamo. E Venezia ha perso parecchio, credo. A causa, sì. Purtroppo Ragusa, dove ci serve il mercante a Ragusa. Come faremo ad avere un mercante a Ragusa? Dovremmo perdere quello in Malacca, forse. Va bene. Magari lo richiamiamo da Siviglia. Però a Siviglia guadagniamo parecchio. Purtroppo 4 mercanti non sono abbastanza. E vabbè, e comunque al di là della questione dei mercanti, cosa stavo guardando?
Sto guardando, ecco il modificatore, se c'era l'integrità, perché non c'è l'integrità? Non siamo, beh, non siamo parte dell'impero, basta che annettiamo Roma. Is not the emperor. Ah, accidenti. No, non avevo considerato questi. Io uno dei motivi per cui volevo essere all'impero era avere questo modificatore al costo della tecnologia, ma in effetti si può avere solo quando non si è imperatori. Quindi non possiamo noi avere questo sconto. Accidenti. Quasi, no, beh, è meglio essere imperatori, però pensavo di avere questo sconto che in realtà non c'è. Ci sono anche, sì, anche questi altri erano buoni, però non potremmo averli. Direi di entrare subito nell'impero, perché no? Guadagneremo, aggiungendo la capitale all'impero, avremo anche questi benefici, prestigio e reputazione diplomatica. Bene, entriamo nell'impero, ragazzi. Ok, siamo adesso uno stato dell'impero. Esattamente, non sono più tutti gialli i territori, ma possiamo adesso aggiungere tutti questi territori. Purtroppo ci dà ogni territorio solo uno di autorità imperiale, ma li possiamo aggiungere all'impero per aumentare la nostra autorità imperiale. Va bene, chiudiamo qui l'episodio. Vi saluto e alla prossima!